Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Bova. Sono con il presidente Maiocchi. Lei ha fatto riferimento alla presenza in questo territorio dei monaci basiliani e di come hanno inciso nel territorio. Ci dica altro. Questi giorni stare in questi luoghi, in questi territori, per noi diventa un momento di ritorno a quelle che erano le vecchie origini della nostra regione. È un immergersi in una cultura antichissima. E proprio in questo territorio, questa forte presenza dei monaci basiliani, che nell'arco dei secoli sono venuti nella zona di Bova, provenienti dalla Sicilia, anche se c'era già qualche insediamento, però il momento più forte è stato la loro provenienza da parte della Sicilia a seguito dell'invasione dei Saraceni nel secolo VI-VII, che avvennero queste invasioni. E loro, che erano stati perseguitati, come primo approdo fu proprio questa costa della provincia di Reggio, dove hanno posto un radicamento forte in questo territorio, costruendo diversi monasteri, diversi monasteri importanti, diverse strutture anch'esse molto significative, come la Cattolica di Stilo e il Patire di Rossano. Tant'è vero che a Rossano hanno lasciato un'impronta molto più forte e importante, che è il Codex Purpureus Rosanensis. È un codice che parla di tutta la storia del Vangelo di Marco e Matteo, dove c'è la vita di Gesù. Ecco, questi sono stati quei passaggi molto significativi della loro presenza qui su questo territorio, partendo dal momento religioso. Lei sottolineava un altro aspetto importante e anche unico dei monaci basiliani, il rapporto sociale che avevano con il territorio. Sì, perché loro, quando hanno fatto questi insediamenti nel nostro territorio, oltre ad avere questa propensione a una vita monastica molto ritirata e solitaria, dedita principalmente alla preghiera, ma non era solo questo. Essere la crescita del nostro territorio, cioè creando intorno al loro fare un sistema di cittadella che portava sostegno a tutto il mondo del lavoro, a tutto quello che era la creazione di una comunità laboriosa, una comunità che portava sviluppo a tutte le varie attività, sia agricole che artigianali. E l'altro aspetto più importante, intorno a queste cittadelle facevano nascere tutto un sistema di autogestione, e da qui partì la figura del syndicus, cioè della personalità giuridica e amministrativa di questo insediamento. Vogliamo precisare il loro contributo nello sviluppo agricolo? Beh, nello sviluppo agricolo hanno fatto tantissimo, perché si basavano su tutto quello che poteva essere lo sviluppo delle varie colture nel territorio. Idearono il trappeto ipogeo, cioè che cos'è? È il frantoio visto allora veniva ubicato nelle grotte. Perché nelle grotte? Perché avevano visto che all'interno delle grotte si manteneva una temperatura costante che dava la possibilità di trasformare il prodotto con tranquillità e senza subire alterazioni. E in più la conservazione del prodotto a temperatura non superiore ai 15-16 gradi che in queste grotte si manteneva
e non andava al di sotto dei 6 gradi centigradi, quindi una atmosfera stabile che conservava la preziosità del prodotto, perché già loro avevano capito e individuato bene il valore alimentare dell'olio di oliva. Quindi è stato uno sforzo da parte loro a creare quello sviluppo e quella trasformazione già sin da allora. Parliamo di 1300 anni fa, per cui da qui possiamo benissimo dire che è partito tutto l'ammodernamento graduale, ovviamente, di quello che è la trasformazione e conservazione del nostro olio d'oliva. Quindi la cultura in Calabria dell'olio è antichissima. Ricordiamo che i monaci basiliani erano anche i custodi della pianta d'olivo Leucolea, vero Presidente Maiocchi? Beh sì, la Leucolea o Leucocarpa, l'oliva bianca, definivano l'oliva bianca l'oliva della Madonna. Perché questo? Perché ecco, nelle loro scelte delle varie cultivar, l'oliva bianca non era quella oliva di pregio per l'alimentazione, però era un'oliva pura, un'oliva sana, un'oliva che dava un prodotto molto limpido e se ne servivano per le varie manifestazioni religiose, tipo il battesimo, alla cresima, si ungevano i sacerdoti quando venivano ordinati, come anche i vescovi, si ungevano con quest'olio l'insediamento dei nuovi imperatori. Ecco, era usato per le manifestazioni più importanti della vita quotidiana. E in più loro avevano anche notato che l'olio prodotto da questa oliva aveva un bassissimo grado di fumicità, quindi serviva anche di illuminazione allora per i monasteri, all'interno delle loro chiese, all'interno dei loro eremi dove si ritiravano per la preghiera, eccetera. Ma di questa pianta è rimasto pochissimo, sono pochissime centinaia in tutta la Calabria. Qui a Bova ne parlavamo anche con persone del luogo e con lo stesso sindaco, hanno pochissime piante di Leucolea. Come anche a Rossano vi è una presenza di piante di Leucolea grazie anche alla conservazione che sta facendo l'Istituto Agrario di Rossano, che sta mantenendo vivo la coltura di questa pianta. Questo è un po' quello che era la presenza dei nostri monaci basiliani, che io sottolineavo proprio per questo, per il grosso contributo non solo culturale che hanno portato al territorio, è stato anche un contributo molto forte di espansione delle attività sia agricole, artigianali, come dicevo prima, e di miglioramento continuo su tutto quello che si faceva e su come veniva svolto questo lavoro. In conclusione, viene spontaneo mettere a confronto cosa accadeva oltre un millennio addietro e oggi. Allora ci fu un ordine monastico, quello dei Basiliani, che seppur dedito alla contemplazione e alla preghiera, si prodigava ad insegnare alle popolazioni di questi territori lo studio delle discipline religiose, di quelle scientifiche e letterarie, specializzandoli oltretutto a lavorare e coltivare la terra. Questa, tra l'altro, circostanza che diventa ancora più importante, con essi si avviò l'epoca della prima industrializzazione meridionale. Purtroppo il trascorrere dei secoli, con il susseguirsi di tutti i suoi eventi negativi e positivi e con il suo inesorabile spopolamento, ha portato questo territorio a perdere quella centralità culturale ed economica conquistata. Oggi, in modo diverso, a distanza di secoli, incontriamo una persona legata saldamente al territorio natio, che vuole fermare questa emorragia migratoria e creare iniziative e attività che diano interesse, stimolo e sicurezza ai tanti giovani bovesi. Come? Creando
attività produttive per stimolare le capacità intellettuali, le intelligenze, infondere sicurezza di un futuro stabile e incoraggiare così una graduale inversione di tendenza che porti alla valorizzazione e sviluppo di queste terre. Sono sicuro che il dottor Saverio Micheletta, figura imprenditoriale di grande spessore ed esperienza internazionale, artefice di questa pregevole iniziativa, saprà anche trasmettere tutta la sua competenza e know-how. Da parte nostra, contagiati e spronati dal suo entusiasmo e pragmatismo, lo affiancheremo per fermare questo inesorabile spopolamento e ci impegneremo contribuendo con le nostre modeste forze alla realizzazione di questa realtà produttiva all'avanguardia nel suo genere e sulle orme di chi secoli fa aveva fatto di quest'area la culla dell'industrializzazione, della civiltà e della cultura della nostra Calabria. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica a cura di Federterziaria Agricoltura sul mondo dell'agroalimentare e dell'agricoltura in Calabria. Ebbene, oggi proprio in prima linea come Federterziaria Agricoltura per offrire un servizio alle nostre aziende agricole associate, ai produttori associati, abbiamo con noi un rappresentante di Generale, in particolare di Generale Piazza dei Bruzzi, il dottor Mariano Ferraro, per parlare del mondo dei cosiddetti rischi agricoli e in particolare di quella che è un'opportunità che come federazione ci ha visto coinvolti in prima persona per quanto riguarda la stesura e non solo, ma anche per quanto riguarda il confronto con quelli che sono gli elementi che riguardano questo tipo di polizze, ed è la polizza rischi agricoli per quanto riguarda proprio l'olivicoltura e per quanto riguarda un rischio che nelle nostre zone, ma in tutta la Calabria è molto sentito, ovvero quello della mosca olearia. Bene, io quindi do il benvenuto al dottore Ferraro. Buongiorno Mariano. Buongiorno. A questo proposito innanzitutto facciamo un quadro generale. Perché sono importante assicurare i rischi agricoli in agricoltura? Buongiorno Giovanni ancora e grazie per l'invito. Allora, dicevi bene, noi come Generali Piazza dei Bruzzi siamo impegnati da ormai un po' di tempo a veicolare quelli che sono i messaggi delle polizze che devono tutelare il reddito agrario delle nostre aziende agricole. In particolare da quando siamo partiti, ormai 8 anni fa, il nostro pallino era quello di trovare una polizza che, oltre a garantire le avversità atmosferiche, quindi quelle che possono colpire in particolare l'olivicoltura, che sono appunto la grandine o il vento forte, perché queste garanzie noi le possiamo dare fino a raccolta del prodotto, ci interessava portare ai nostri olivicoltori una polizza innovativa che appunto li tenesse indenni da quello che è il rischio della mosca olearia. Ebbene, dopo un po' di tempo, dopo aver, come giustamente sottolineavi tu, coinvolto associazioni di categoria, OP, Federterziario, il Consorzio di Difesa, il Codipacal che ci ha dato una grossa mano in questo, abbiamo interessato la nostra direzione generale che insieme all'Università di Milano ha tirato giù uno strumento innovativo che è appunto la polizza parametrica o index based cosiddetta, che ci dà che cosa? Ci dà la possibilità di, con un monitoraggio che avviene attraverso radar meteo e che studia appunto le temperature medie nel periodo invernale 1 gennaio 30 marzo e temperature medie e precipitazioni medie che vanno dal 31 marzo al 15 ottobre, va a studiare quelli che sono i giorni favorevoli allo sviluppo della mosca olearia. Questo strumento appunto che avviene con un'osservazione puntuale e precisa che viene fatta appunto con una geolocalizzazione del campo assicurato, tira fuori questi dati che vengono messi in un algoritmo. Questo algoritmo, più difficile a dirsi che a farsi sostanzialmente, raccoglie questi dati, li elabora e con una reportistica
puntuale che avviene ogni 15 giorni, i dati vengono mandati a noi agenzia, da noi in agenzia, e ovviamente li smistiamo agli operatori del settore e ai clienti che hanno sottoscritto la polizza. Andiamo sostanzialmente a dare le indicazioni di quello che è l'andamento appunto della possibilità che la mosca olearia si sia sviluppata nell'arco di quei giorni, e che i danni che la mosca può eventualmente sviluppare su quel campo appunto geolocalizzato. Perdonami Marina, guarda, proprio volevo porre l'accento proprio su questa cosa. Quando, come in generale, ci avete coinvolto come associazione di categoria, noi quello che abbiamo sposato in questo percorso è stato sì il discorso con l'università di poter appunto tirar fuori quantomeno in questa fase iniziale un parametro che raccordasse a quello che è il problema, ma proprio per far capire ai nostri agricoltori perché si dice che è una polizza parametrica e quali sono i vantaggi rispetto a quella che è una polizza non parametrica. Allora, diciamo la polizza parametrica porta dietro tra gli altri un paio di vantaggi molto importanti. Uno, essendo una polizza parametrica, noi non abbiamo la necessità di fare denuncia e quindi di aspettare l'intervento del perito in campo, perché il parametro appunto elaborato da questo algoritmo a cui i dati arrivano attraverso radar meteo dà in automatico le indicazioni che in quel periodo di osservazione la mosca è partita. Quindi è ad un costo relativamente insignificante, dà un'opportunità importante al nostro imprenditore olivicolo, perché puntualmente definisce se nel periodo di osservazione la mosca si sta sviluppando, e l'imprenditore si deve solamente preoccupare eventualmente di andare in campo dove è possibile a porre rimedio a quello che è uno sviluppo. Quello che invece uscirà fuori a fine campagna da appunto questo algoritmo, saranno superati i giorni franchigia, sarà appunto un indennizzo che la compagnia riconoscerà in automatico al nostro imprenditore agricolo. Quindi è semplificazione e innovazione rispetto al mondo delle polizze contro le avversità, che devono sempre migliorare e crescere per dare la giusta risposta alle esigenze dei nostri imprenditori agricoli. Infatti questo è stato uno degli aspetti che come organizzazione, devo essere sincero, ci ha convinto di più. Ma un'altra cosa è che in questo momento questo tipo di polizza, per quanto riguarda la lotta alla mosca, vede la Calabria come regione pilota, sì. Quindi abbiamo anche l'onore e l'onere di essere, diciamo, di essere una regione apripista nell'innovazione nel comparto assicurativo e nel discorso dei rischi agricoli. E da questo punto di vista, proprio per la partnership che c'è con Generali, ma in particolare con l'agenzia di Piazza dei Bruzzi, che in questo caso per le polizze rischi agricoli è quella che comunque gestisce su tutto il territorio calabrese il comparto dei rischi agricoli, e come ricordavi tu insieme anche a Codipaca, al dottore Sessa, proprio per venire incontro alle esigenze degli agricoltori. Ma perché regione pilota e come possiamo muoverci allora da questo punto di vista? Allora, perché regione pilota, Giovanni? Perché il nostro obiettivo come agenzia è stato sempre quello di portare a conoscenza dei nostri imprenditori agricoli della possibilità che c'è data per proteggere quello che è il reddito aziendale. Noi ci incuriosiamo a questo mondo, come ti dicevo, 8 anni fa. 8 anni fa siamo partiti con delle sperimentazioni, dei tentativi eccetera, per introdurci sempre più nello specifico in quello che è il mondo dei rischi agricoli, scoprendo che cosa? Scoprendo che la Calabria era, come dire, lasciata un pochettino ai margini rispetto ad alcune opportunità che sono riconosciute dalla comunità europea e recepite dagli organismi nazionali. E quindi noi, cogliendo alcuni aspetti, abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione come agenzia Piazza dei Bruzzi sui nostri imprenditori agricoli. Quindi
insieme al collega Giuseppe Salatino, la conoscenza che abbiamo fatto del responsabile del Consorzio di Difesa, Codipacal, il dottore Paolo Sessa, ci siamo spinti sempre di più a mappare il territorio per andare a calibrare le condizioni di polizza a quelle che sono le reali esigenze dei nostri imprenditori agricoli, perché le polizze nascono come strumento di tutela e difesa di produzioni ovviamente del centro-nord Italia, dove ovviamente l'agricoltura ha il suo peso, però la Calabria con delle produzioni di eccellenza, l'olivicoltura è una di queste, con grandi estensioni, con grandi problematiche avute negli anni, perché la polizza parametrica sull'olivicoltura, sull'attacco della mosca all'olivo, è partita proprio con un'analisi che ha preso i dati e gli andamenti climatici negli ultimi 10 anni e si è visto che negli ultimi 10 anni lo sviluppo o la possibilità che un impianto olivicolo possa essere attaccato dalla mosca olearia è cresciuto notevolmente. Purtroppo è cresciuto. E allora lì lo strumento parametrico da dare all'azienda agricola per difendersi, per come dire, correre ai ripari rispetto a quella che è una perdita di reddito certa, è uno strumento che ci siamo sentiti in obbligo di portare in direzione per farci costruire questo modello, e ovviamente adesso lo stiamo veicolando. Qui non smetterò mai di ringraziarti per il lavoro che fai anche di pubblicità e di appunto veicolare questo messaggio all'interno della tua organizzazione, perché crediamo che questi strumenti che nasce come sperimentazione appunto, possa sempre di più migliorare ed affinarsi raccogliendo dati, perché quello a noi serve. Esatto, questo è importante, però anche c'è un altro aspetto da tenere in considerazione che interesserà certamente i nostri agricoltori, perché questo tipo di polizze, allora innanzitutto la parametrica non è solo la polizza parametrica, ma è abbinata a un prodotto classico, diciamo, e non incide più di tanto sul costo della polizza, ma soprattutto su quelle che sono le possibilità offerte dal PSR nazionale, ovvero le misure 17.1 e 17.2, che prevedono un contributo su questo tipo di polizze gestione rischio, perché voglio ricordarlo ai nostri ascoltatori, ormai da più di 2 anni tutto ciò che era fondo calamità naturale destinato alla Regione è stato assorbito dal piano di sviluppo rurale nazionale ed è stato convogliato proprio nei rischi agricoli per far arrivare, attenzione, i soldi arrivano ai produttori e non alle assicurazioni, ai produttori, per poter contenere il discorso dei costi per assicurare i propri rischi e ottenere l'indennizzo certo. Quindi da questo punto di vista com'è la procedura, cioè come possono fare i nostri agricoltori per poter stipulare la polizza e ottenere il contributo. Allora Giovanni, anche qui un passaggio veloce su quello che è l'iter. Ovviamente l'azienda deve essere un'azienda attiva, operativa nel settore, fascicolo aziendale, tutta quella che è la produzione presente sul fascicolo aziendale deve essere assicurata. E a quel punto si richiede al proprio centro di assistenza agricola la manifestazione di interesse, che nient'altro è che il documento che è il presupposto per poter fare poi la domanda di pagamento appunto del contributo. E come sottolineavi, la polizza sulla mosca olearia cammina insieme alle 2 garanzie classiche di cui parlavamo prima, che è appunto la grandine e il vento forte. Queste 2 garanzie, insieme alla mosca olearia, tiene indenne il nostro produttore olivicolo da quelli che sono gli eventi che possono creare maggior danno all'olivicoltura. Il passaggio ovviamente per il pagamento della polizza anche in maniera posticipata, e quindi non metto sotto copertura il mio fondo aziendale e pago immediatamente. Questo lo posso fare grazie all'intervento del Consorzio di Difesa, che è l'organismo che di concerto con la compagnia assicurativa apre la campagna olivicola e quindi ci dà la possibilità, passando anche di dilazionare il pagamento.
Cosa importante da risottolineare è la contribuzione su questo strumento, che al netto dei costi consortili arriva a retrocedere al nostro imprenditore agricolo il 50-55% del costo complessivo. Sostanzialmente stiamo parlando veramente di portare a conoscenza e a veicolare questo strumento che deve diventare sempre di più nell'economia aziendale uno strumento fondamentale, cogliendo l'opportunità, a differenza di tanti altri costi aziendali che si sostengono, dell'opportunità che questo è un costo che viene contribuito. Assolutamente, io ti ringrazio Mariano. Noi come organizzazione di categoria, insieme a Generale Piazza dei Bruzzi, stiamo visitando le aziende, stiamo facendo dei punti informativi, siamo a vostra completa disposizione per illustrarvi questo tipo di opportunità, soprattutto in una regione a vocazione olivicola come la Calabria, e in cui per il susseguirsi di questi cambiamenti climatici ha bisogno di fare qualità e quindi necessita di una lotta alla mosca olearia in maniera più incisiva, e ben venga dove è possibile ristorare un eventuale danno che deriva da questa problematica. Io prima di passare la linea a Maria vi auguro una buona giornata e arrivederci alla prossima puntata. Grazie Giovanni. Cari amici, vi ricordo alcune importanti scadenze. Fino al 20 luglio 2021 è ancora possibile presentare la domanda unica. Sono tenuti alla presentazione della domanda tutti coloro che sono titolari di fascicolo aziendale e titoli PAC. Tuttavia, tale presentazione tardiva comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del valore dei titoli da calcolarsi sui giorni di ritardo della scadenza ordinaria. Per i nostri associati il nostro CA è pronto a supportarvi per la verifica, la combinazione e l'invio delle domande. Importante novità è l'apertura delle iscrizioni ai corsi ISI Startup organizzati dall'ICR Calabria. I corsi sono rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e sono completamente gratuiti. Il percorso formativo all'imprenditorialità è della durata di 80 ore. Mira a trasmettere le competenze necessarie per costruire la propria startup, dalla creazione del business plan alla preparazione della documentazione richiesta per avviare l'attività, attraverso le domande di self-employment e Resto al Sud. Contattateci agli indirizzi in sovraimpressione. Continua inoltre la collaborazione con XIA e vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per i corsi app, rivolti a coloro che vogliono formarsi come giovani imprenditori agricoli. I corsi saranno in modalità FAD, quindi con didattica a distanza per ad una durata di circa 150 ore. I corsi sono patrocinati e promossi da Federterziaria Agricoltura. Per informazioni su iscrizione, costi e calendario dei corsi non esitate a contattarci. Infine vi ricordo che è aperta la campagna fiscale relativa ai 730 2021. Recandovi presso il nostro CAF convenzionato è possibile scaricare il modello precompilato e predisporre correttamente la compilazione della vostra dichiarazione dei redditi. Siamo a vostra completa disposizione per chiarimenti e per l'elaborazione dei dichiarativi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci sul nostro sito www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci alla prossima puntata.